iniziato a giocare a tennis perché erano gli anni di panatta del tennis bello, del tennis vestito di bianco, e tutti i ragazzini iniziavano a giocare sulla scia di Adriano, e io ho iniziato qui e piano piano con la mia racchettina di legno ho incominciato a tirare i primi colpi e là sono rimasti dentro al cuore. Insomma, le regole sono un po' cambiate adesso, nel senso che adesso vale tutto. Una volta pensa che c'erano i circoli dove non potevi entrare se non eri vestito di bianco. Adesso siamo tutti vestiti di tutti i colori, quindi decisamente è cambiato tutto. Si diventa facendo tanta fatica, tirando tante palline. Insomma, per me è stato un percorso lungo perché sono partita da istruttore di primo grado, secondo grado, maestro nazionale, quindi mi sono fatta tutte le tappe per arrivare all'obiettivo che era quello di diventare maestro nazionale. E ci ho lavorato molto, ci vuole tenacia, costanza, passione e tanta esperienza. Insomma, io ormai sono 20 anni che faccio questo lavoro e sempre con grande entusiasmo e grande passione. In ogni partita ci sono i momenti su e i momenti giù, quindi l'aspetto mentale è fondamentale nel tennis. Vengono gestiti già nella parte dell'allenamento, quindi ai ragazzi si insegna come gestire i momenti in cui non sei al massimo della tua performance. E anche qui c'è un metodo di insegnamento, c'è un modo per aiutarli e questi fanno parte del gioco. Il tennis femminile piacciono le ragazze, per certi versi un po' più spettacolare, e sì, direi che tutto il movimento sta spingendo in questo senso e questo fa bene anche per le nuove leve. Infatti molte ragazzine che vengono qui, insomma, emulano le giocatrici del circuito. Sì, Annie Miller è venuta in visita al Tennis 6.0 proprio per raccontare la sua storia americana nel mondo del tennis femminile. Quindi lei è un membro dell'associazione Women Tennis Coach Association, con l'obiettivo proprio di promuovere il tennis femminile nel mondo, e ha voluto portare il suo contributo in occasione della presentazione del progetto PTR Woman, che è stato raccontato e presentato a fine settembre.